300.000 euro per aiutare le famiglie degli operati al cuore con valvole risultate difettose a restituire gli indennizi già percepiti, ma che nel tempo la giustizia sentenziò non fossero a carico dell'ospedale di Padova. Li ha promessi da tempo la regione. Ora, anche dopo una serie di servizi trasmessi dal nostro telegiornale, qualcosa sembra muoversi a vantaggio delle famiglie in vera difficoltà a restituire somme importanti. Le famiglie hanno ragione, io li ho incontrati. Intanto è una situazione che ereditiamo. Spieghiamo che ci sono dei cittadini che ci hanno rimesso la vita per delle valvole impiantate, sembra che con dei difetti, ma adesso non voglio entrare nello specifico. Dico che abbiamo stanziato i primi 300.000 euro e loro hanno perso le cause, per cui dovrebbero restituire quello che hanno avuto come anticipo. La mia idea è questa, ne ho parlato anche questa mattina con l'assessore, con gli assessori ne abbiamo parlato, è quella di stanziare gli ulteriori soldi mancanti, dare un contributo, però chiedo che ci sia un visto, bel timbro della Corte dei Conti. La Corte dei Conti si occupa di tutto, vediamo se qua mi mette il timbro. Siccome dicono che non si può fare, vediamo.